Il 3 giugno 1796 Angioy scrisse da Ossi un dispaccio al sindaco di Ploaghe, con cui gli ordinava di radunare gli uomini del villaggio nei pressi di Florinas, nel dopopranzo dello stesso giorno, e partito alla testa di un esercito di volontari, puntò verso Cagliari. Il 4 giugno fu a Tiesi, il 5 a Cheremule e il 6 a Macomer. Per tutto il tragitto gli accompagnò il canto Procurade moderare barones tirannia, l'inno su Patriotto sardo a sos feudotarios, scritto da Francesco Ignazio Mannu. Ma a Macomer la musica cambiò tono, poiché il contingente si scontrò con la popolazione che temeva il saccheggio, e man mano che Angioy si allontanava da Logudoro, il suo seguito si diradava, tant'è che l'8 giunse a Oristano, dopo aver soggiornato il 7 a Santo Lussurgiu, con soli 622 uomini a seguito. Temendo la sua figura, il viceré gli revocò l'incarico di Alternos, bandendolo dal regno. La circolare fu inviata a tutti i ministri di giustizia dei villaggi della Sardegna. A Ossi, il 9 giugno 1796, incaricato di pubblicare il pregone, vicereggio, fu Niccolò Pinna. Angioy rimase ad Oristano sino al giorno 11 giugno, indeciso sul da farsi, in mezzo ai campi dorati delle messi mature. Lo raccontano le cronache del tempo. Il fallimento della spedizione dipese probabilmente anche da questo fattore, ovverosia dall'aver scelto il periodo in cui i contadini dovevano mietere il grano per garantirsi il necessario approvvigionamento alimentare annuo. Nel frattempo un forte contingente di soldati e miliziani era partito da Cagliari per fermare l'avanzata di Angioy, il quale, vista la disparità di forze in campo, tra una battaglia irrimediabilmente compromessa e la fuga, scelse quest'ultima, riparando in Corsica a bordo di una nave. Raggiunto il continente, l'Alternos vagò in varie parti della penisola, fino a sistemarsi definitivamente a Parigi, dove morì il 22 marzo 1808. L'esercito vicereggio marciò quindi verso Sassari, chiedendo alle singole comunità il giuramento di fedeltà. Alcuni consigli comunicativi rifiutarono di firmare. Pertanto, nella notte tra il 19 e il 20 luglio 1796 fu saccheggiato e occupato il villaggio di Bono. Piegata la resistenza dei bonesi, il 31 luglio 1796, i delegati del viceré, don Ignazio Musso e don Niccolò Guiso, scrissero a Cagliari chiedendo l'autorizzazione a compiere altre spedizioni nei villaggi ribelli. Diffusasi la notizia di una probabile missione armata contro Ossi, i fratelli Maurizio e Giuseppe Serra di Ittiri, con alcuni esponenti dei villaggi limitrofi, tentarono di riorganizzare un'alleanza antifeudale, ma non ebbero il tempo, poiché l'attacco era già stato programmato. La spedizione organizzata per il giorno 11 agosto 1796 fu condotta da 161 armati, inquadrati tra regolari e miliziani campidanesi. Dopo la mezzanotte, l'esercito guidato dai delegati Musso e Guiso entrò a Ossi. A farne per primo le spese fu il cavalier Francesco Virdis, considerato il responsabile dell'insurrezione, che venne arrestato. Alcuni soldati si diedero al saccheggio, provocando la rivolta della popolazione, che con fare minaccioso obbligò i comandanti militari alla pubblica fustigazione dei soldati responsabili. Oggi, 11 agosto 1796, per ordine di Sua Eccellenza Illustrissima, il viceré di Sardegna, noi, delegati del Re, Musso e Guiso, dichiariamo in arresto il cavalier Francesco Virdis e tutti coloro che hanno appoggiato il fuggiasco. E pertanto condannato a morte! Attenzionate come che bestie! Su chi è mandato dai suo re! Poi se può fiso boltroso! Sì, su un fiso Don Maria Angioy è stato bandito dai Sardegna a morte e da io Cuscio Capettattari ad essere comandato del suo delegato, del suo re, Musso e Guiso. Nel frattempo, qualcuno, accortosi della gravità dei fatti, andò a chiedere aiuto. In breve giunsero a Ossi
a dar manforte uomini da Tissi e da Usini, mentre gli Ossesi si erano già sistemati sul campanile della chiesa e sul tetto della casa baronale. E cheggiò uno sparo, poi una furibonda battaglia. L'esercito, bersagliato dai colpi d'archibugio, fu costretto a ripiegare rifugiandosi su un poggiolo, poco distante da Ossi, da cui inviò un corriere a Sassari per chiedere rinforzi. La sera stessa giunsero altri 186 uomini, guidati dal comandante Serra, che si unirono al resto degli occupanti. Vista la disparità di forze in campo, gli Ossesi, insieme a Tissesi e Usinesi, si dispersero nelle campagne. Il paese fu piantonato per diversi giorni e costretto per punizione a pagare all'erario una quota supplementare di grano. La campagna contro gli Angioiani fu affidata al giudice Valentino, dalla cui spietata repressione pochi riuscirono a sottrarsi, ma nonostante il clima di terrore, la lotta degli abusi feudali condotta dagli abitanti di Ossi proseguì, sebbene stavolta in forma legale. Il 4 ottobre 1800, quando l'agonia del giudice Valentino era ancora una seria minaccia, una delegazione di Ossesi si recò dal governatore di Sassari per chiedere la revoca dei diritti feudali, nel frattempo riacquisiti dal duca dell'Asinara. Il magistrato ordinò la revoca di qualsiasi diritto da far pagare ai poveri e nullatenenti e l'immediata sospensione dei diritti acquisiti dal duca dell'Asinara impropriamente. Il sacrificio di Angioi e di altri rivoluzionari non fu vano. Infatti, da lì a qualche decennio, il sistema feudale cessò definitivamente di esistere. Sino a chi di amore